Un anno che si chiude con i grandi eventi sportivi che hanno toccato Vicenza, dal Giro del Veneto ai mondiali di pattinaggio agli europei di orienteering, eventi volano di visibilità nazionale. E un 2024 che si apre con il Parco della Pace che vedrà la luce e inizierà ad ospitare le associazioni sportive, oltre agli interventi previsti sulle strutture, dallo Stadio Menti al Palazzetto dello Sport alle piscine comunali. Con avanzi di bilancio 2023 realizzeremo il rifacimento del tetto del Palazzetto dello Sport che ha annosi problemi di infiltrazioni, quindi di pioggia all'interno del palazzetto, la caldaia del Menti, quindi risolviamo un problema che da mesi la società presenta al Comune, e infine le piscine comunali di Vicenza, viene rifatto l'impianto di areazione. Tra gli obiettivi anche quello di riportare il Giro d'Italia in città, visto che manca dal 2015. È un progetto che mi do come appassionato e come amministratore, è quello di riportare il Giro d'Italia in città, che manca dal 2015, quindi sono quasi 10 anni che in città non abbiamo il Giro. L'anno prossimo ovviamente non potrà essere possibile perché c'è già la Dunata che impegna e non poco il mese di maggio in città, ma insomma obiettivo nei 5 anni di mandato è sicuramente di avere il Giro d'Italia qui a Vicenza.